Ma non so se avete visto l'intervento che ha fatto il sindaco Armelao, che ha mandato in giro, è stato anche pubblicato. Cioè io veramente, durante la campagna elettorale comunale che ha vinto, abbiamo dato spazio a tutti, abbiamo dato spazio a 5 Stelle, sono andato a intervistare anche Roberto Rossi, perché mi sembra giusto che una testata giornalistica dia spazio a tutti. L'unico che non ho dato spazio è il Mirko Righetto, poveretto, perché è nella lista di Novax. E io, quando sento Novax, dico proprio lasciamo perdere, non voglio neanche sentirne parlare. L'ho trovato, mi pare l'estate scorsa, a Righetto, gli ho detto Mirko, se fossi stato tu il sindaco non saresti stato in grado di fare i danni che sta facendo questo. Ed è la realtà oggettiva. Tra l'altro dove giro, non vi dico quanto. Le cose che dico io sono proprio, lasciamo perdere, in confronto a quello che mi dice la gente. In questo intervento del sindaco c'è stato, si riferisce all'incidente, purtroppo un altro incidente mortale che è stato in Romea lunedì mattina, tutto intasato, oltre ad essere intasata la Romea chiusa, bloccata, non si poteva passare, ovviamente si sono intasate subito tutte le strade secondarie. A Riva Veneto cosa devono fare? Devono mandare le corriere dove si fa fatica a passare, dove c'è un alto rischio di incidente. Hanno fermato tutto aspettando che riaprano la strada, cioè cosa potevano fare? Questo genio di sindaco, è proprio un genio, cioè è proprio una mente eccelsa, cosa fa il video? Critica Riva Veneto perché è lasciato per strada la gente. Ma poi questo qua proprio, dire incapace è un'offesa agli incapaci. A Riva Veneto sospenda le partenze da Venezia e da Chioggia con le linee 80-85, praticamente facendo rimanere a piedi i pendolari, i tantissimi pendolari che da Chioggia partono e vanno a lavorare a Mestre e a Venezia. Intanto, come fa a parlare a Riva Veneto quando lui ha distrutto il trasporto pubblico urbano a Chioggia? È colpa sua, è solo colpa sua. Aveva in mano tutti i mezzi per contestare alla CTV il trasporto, a mettere i fondi che servivano per avere il servizio che c'era prima. Ci ha fatto perdere tutto con la CTV, che siamo anche soci al 10-11%, la situazione ormai è andata così. Arriva Veneto, fa le cose con le risorse che ha, che non è che siano infinite come, voglio dire, come erano sicuramente maggiori quelli della CTV, malgrado tutto. E questa è un po' la situazione. Adesso cosa fa? Invece di dire la Romea è una strada pericolosa, ma dovete cercare di andare piano, di osservare i limiti, eccetera, eccetera, a chi dà la colpa se i nostri pendolari sono per strada? Alla Riva Veneto. Cioè proprio io non lo so, io non so se pubblicherò questo video perché francamente sono anche un po' stufo di dire le stesse cose. Sembra che ce l'abbia qualcuno, crede che ce l'abbia su personalmente non c'ho nulla, se no l'ho spiegato tante volte, sono nero per come sta distruggendo la città. E questo è il discorso. Non ho nessuna, qualcuno crede anche che voglia tornare in politica, non ho nessuna intenzione di tornare in politica. Cioè, proprio non lo so. Comunque, questo sindaco è un disastro, lo dimostra ancora una volta con questi interventi che dimostrano anche poco rispetto verso le altre società. Come si fa a dare la colpa ad Riva Veneto se non può andare a prendere i pendolari perché la Romea è bloccata? Non lo so, proprio è una cosa che veramente non riesco proprio a concepire. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce e gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.